L'imprenditore australiano Craig Wright sarebbe il padre del Bitcoin. Come è nata la moneta elettronica che sta rivoluzionando i mercati? Buon pomeriggio dal telegiornale della scienza. Sembra davvero finita la caccia all'inafferrabile Satoshi Nakamoto, lo pseudonimo sotto cui si nascondeva l'inventore del Bitcoin, la criptomoneta che sta mettendo in crisi il monopolio degli stati in campo monetario. Un informatico imprenditore australiano, Craig Wright, ha ammesso di essere il padre del sistema e ha dimostrato di essere in possesso dei codici crittografici che lo reggono. Ma che cosa sono i Bitcoin e perché sono così importanti? Battista Gardoncini. C'erano una volta le monete d'oro e d'argento, il loro valore era pari a quello del metallo impiegato nel conio. Poi arrivò la carta moneta con un valore nominale che aveva il suo fondamento e la sua garanzia nelle riserve auree degli stati che la stampavano. Ma con gli accordi di Bretton Woods, stipulati nel 1944, il punto di riferimento degli scambi internazionali divenne il dollaro, la moneta dello Stato più forte, che nel 1971 fu costretto a sospendere la convertibilità in oro. Nel mondo circolavano troppi dollari e non era più possibile garantirli con le riserve. Da allora il sistema monetario si regge esclusivamente sulla fiducia dei cittadini nei confronti di chi stampa la moneta, singoli stati o organismi come la Banca Centrale Europea, che a loro volta sono controllati dal Fondo Monetario Internazionale. Dietro la nascita dei Bitcoin nel 2009 c'era il rifiuto di questo sistema, reso possibile dai progressi dell'informatica e del web. Accettare in pagamento dollari o euro è un atto di fede, dicevano i loro sostenitori. Noi abbiamo più fiducia nei nostri computer che nei governi. Tutti gli scambi avvengono in rete e si basano su metodi crittografici molto avanzati che garantiscono la sicurezza e impediscono gli abusi. Ad esempio, la creazione di nuova moneta è un atto condiviso dagli utenti e non una decisione unilaterale di qualche banca centrale. Niente commissioni, trasferimenti rapidi, una platea crescente di utilizzatori che arriva fino ai singoli esercizi commerciali. I bitcoin si sono rapidamente diffusi, ma ovviamente non piacciono ai governi che vedono rimesso in discussione il loro consolidato monopolio in campo monetario. Tra le accuse più frequenti, che hanno portato anche a inchieste e ad arresti, c'è il riciclaggio facilitato dall'anonimato delle transazioni. Lo stesso Craig Wright, prima della sua ammissione di essere il padre della nuova moneta, era stato sospettato di frode e aveva subito una perquisizione della polizia australiana. La strada però è aperta. Dopo i bitcoin sono arrivate molte altre criptovalute che ne condividono i principi di base ma usano sistemi crittografici diversi. Fermarle sarà impossibile.